fare non c'è di mezzo il mare, ci sono una congiunzione ed il articolo determinativo e, se va bene oggi, il Montello è campione. Dal Palacicogna benvenuti con Udino Baggio per Roplo. Ancora una manciata di secondi, tutto pronto per Montello Futsal Cosmos 9, inizia l'incontro. Michael Epp, Coppe, accelera il capitano del Montello che poi cerca la conclusione. Michelone in due tempi evita anche l'intervento da parte di Panziera. Jean-Pierre Moore centralmente ora dove c'è Baron sulla destra, servito Berto. Berto carica la botta da Baron. Dall'altra parte dove c'è Berto, il controllo di Berto però non è preciso. Allora ne approfitta Leandrino. Leandrino da fuori. Berto conduce centralmente ora al numero 14, poi si appoggia al numero 10 Boateng. Ora Baron che sterza, lascia ancora il compito a Boateng di andare a cercare la porta. D'angolo affidato ai piedi di Nicolò Baron, si muove al limite Serban, servito invece fuori Berto che ha il tempo di controllare e andare a cercare. Ancora 0-0 al Palacicogna, mentre Leandrino è pronto a battere, uno sguardo all'arbitro, palla fuori per il destro di Coppe, lascia passare in avanti per il Montello, questa volta con il calcio d'angolo. Leandrino, Panziera, era un gol già fatto, riceve Rex Epai. Ancora Rex Epai però dietro dove c'è Coppe, controllo del capitano. Maglia bianca, il tocco d'esterno ancora da Rex Epai che poi incrocia. Pressione di Nicolati, Baron lo evita così con un numero e allora superiorità per il Cosmos. Baron, ora dove c'è Berto, Berto uno sguardo al centro. Ancora 0-0, vige l'equilibrio fin qui. Mentre Serban va al centro, mette fuori la difesa, Leandrino fa ripartire il contropiede per il Montello. Rex Epai a servire Nicolati, Nicolati, non c'è nessuno. Ci sono Kingsford, Boateng, Capitan Serban. Boateng lascia la responsabilità al capitano. Allora Serban verso il secondo palo. Tocco dietro dall'ultimo uomo Bertoni. Alza la testa al numero 15. Allora si stacca Panziera. Panziera va a puntare. Panziera cerca il secondo palo. Per la destra dove c'è Panziera. Leandrino dalla parte opposta osserva. Mentre Panziera cerca un 1-2 ma vince questo rimpallo. Panziera, la mano di Michelone a dire di terra. Può ripartire il Cosmos con Boateng. Prova ad usare la fisicità, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Panziera ha spazio per puntare. Panziera verso la porta, Michelone rimpallo. Michael Epp, Rex Epai tenta di fare un blocco ma Michael Epp è costretto ad andare a destra dove c'è il capitano in maglia 19 Coppe. Una finta, si sposta il pallone sul mancino. Coppe, palla verticale in avanti, addomesticata comunque da Rex Epai anche se un po' larga. Allora Rex Epai va al centro, fa il suo dovere, mette fuori la difesa. Leandrino ancora in avanti in Montello. Leandrino verso la porta. La deviazione di Jean-Pierre Moore. Beffa così il Cosmos. È avanti il Montello grazie alla deviazione. E il gol. Si accentra Mascaui, una finta, poi il tocco con la punta. Ci prova con il tacco Serban, ma c'è Robazza. Allora riparte il Montello. Ora con Rex Epai. Resiste con il fisico. Rex Epai dal limite. Si fa tutto il campo da un'area all'altra. Il numero 11 Bosnic Rex Epai che fa un gol da incorniciare attraverso una mix card di Roplo. Coppe avanza centralmente il capitano, movimento a venire in conto di Panziera, liberare la corsa sulla destra di Nicoli. Nicoli di nuovo al centro dove arriva il tap-in di Andrea Panziera. Il gol del 3-0 Montello ed è il gol numero 25 in stagione di Michelon. Vicino c'è Moore, Michelon va a lungo a cercare il petto di Mascaui, morbido, Coppe la tocca ma non basta. Allora ancora il numero 3 a sterzare al limite dell'area, ancora Mascaui come la costruisce. Baron va incontro, Ogda, Baron cerca un uomo che non c'è sulla destra, allora il Montello adesso dal limite con Coppe, cerca la conclusione, la parata di Michelone. Berto, Ogda, sguardi in avanti, Ogda attende, allora Berto in sovrapposizione verso il centro del campo, Berto con il destro, Boin scende e la tiene, ha spazio per andare a puntare la porta difesa da Mattia Michelone. Schiavon cerca orizzontalmente Bertoni, anticipato la lettura di Baron con la rasoiata ispaccata. Allora mister Alessandro Donisi richiama in panchina il numero 1 del Montello, Marco Boin, riceve così la standing ovation, tutti in piedi ad applaudire il classe 83. Manca poco al fischio finale, gli applausi da parte del pubblico, il 5 da parte dei giocatori ospiti a complimentarsi con i padroni di casa. Si salta, si danza già in panchina. Hanno la colina in bocca i giocatori, pronti a divorare un dolcetto sfizioso chiamato campionato. Vince il campionato di C1 Regione Veneto e conquista la Serie B, il Montello Futsal 2020. Montello che nell'arco di questa stagione ha dominato il campionato in un'emozionante corsa testa a testa con l'Arzignano. Alla fine la squadra di Donisi ad imporsi e a raggiungere l'obiettivo con numeri straordinari, 66 punti, 2 sole sconfitte, una media di 4.7 gol fatti a partita. Ha dominato, ha vinto anche grazie alla classe e all'eleganza di giocatori come Leandrino, grazie ad un gruppo composto da esperienza come Boin, Bertoni, Epp e grazie anche all'innesto dei giovani come Panziera e Robazza.